Buon pomeriggio, ci troviamo in una delle cornici più belle d'Italia, forse dovrei dire del mondo. Siamo qui nella Valle dei Templi, alle nostre spalle il Tempio della Dea Concordia e oggi parleremo di tutto quello che accade, che sta accadendo ed è che è accaduto negli ospedali con l'avvento del coronavirus. Vado a presentarvi i miei ospiti che sono il dottor Giuseppe Caramanno, primario del reparto di cardiologia ed emodinamica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il dottor Giovanni Maria Polizzi, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale civico di Partinico, che è stato centro Covid fino a pochi giorni fa, e il professor Salvatore Corrao, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna dell'Arnas Civico Palermo, componente del comitato tecnico-scientifico della regione Sicilia per l'emergenza Covid. Dottor Caramanno, nel corso del tempo si è fatto uno sforzo immane affinché la popolazione si abituasse a fare regolarmente degli screening per prevenire le malattie cardiovascolari. Lei si è battuto anche molto in questa direzione. L'avvento del coronavirus ha invece tenuto lontani molti dei pazienti che per paura non si sono recati presso le strutture ospedaliere per i normali controlli e ancor meno hanno approcciato alla diagnosi precoce per i potenziali pazienti. Come si ripristina in questo momento storico quella continuità tra le problematiche post-pandemiche e i controlli che sono indispensabili, soprattutto quando si parla di malattie cardiovascolari? La prevenzione rappresenta un momento cruciale in medicina ed in particolar modo in campo cardiovascolare, dove la correzione dei cosiddetti fattori di rischio porta drasticamente a una riduzione dell'incidenza e della prevalenza di quelle che sono le malattie cardiovascolari e in particolar modo dell'infarto e dell'ictus, che rappresentano i cosiddetti big killers di questi ultimi. Con l'avvento della pandemia praticamente tutte le prestazioni diciamo non urgenti e procrastinabili sono state fermate e quindi pure diciamo, le campagne educazionali per sensibilizzare la popolazione, le prestazioni diciamo, per quanto riguarda la prevenzione e gli screening, ma questo è avvenuto non soltanto in campo cardiologico ma è avvenuto in tutti i campi della medicina. E diciamo che questa pandemia ha generato nella popolazione timore, angoscia, paura, principalmente perché non vi è un vaccino, non vi è una terapia specifica e poi non vi è un test diciamo, preciso ed immediato. Quindi con il blocco, diciamo, con il lockdown praticamente tutte queste prestazioni sono venute meno e ovviamente fra qualche mese, fra qualche anno, possibilmente vedremo gli effetti negativi di questo blocco. Ma se da un canto diciamo, era prevedibile che le prestazioni, diciamo, le prestazioni procrastinabili non urgenti fossero bloccate, è successo un fenomeno che tra l'altro non soltanto in Sicilia ma anche in tutto il mondo, dove praticamente le patologie acute cardiache praticamente sono venute a mancare negli ospedali. C'è stato un editoriale qualche mese fa del New England Journal of Medicine dove si parlava della scomparsa degli infarti nel mondo, come se improvvisamente le patologie acute del cuore fossero scomparse. Tant'è che noi abbiamo avuto in questo periodo, tra marzo e aprile, una riduzione del 45% degli accessi in pronto soccorso e quindi in ospedale una riduzione del 45% degli infarti. Questo ovviamente ha provocato un aumento di mortalità per questi pazienti perché per il timore del contagio in ospedale non sono venuti e quindi sono rimasti a casa e alcuni addirittura sono venuti in ritardo e abbiamo potuto constatare che dei cuori molto deteriorati che non vedevamo da tanti anni. Cioè improvvisamente ci siamo resi conto che 20 anni di campagne diciamo, educazionali
20 anni di processi per far sì che il paziente arrivasse subito in ospedale fossero svaniti nel nulla. Praticamente la rete dell'infarto è stata per certi versi distrutta. E questo ovviamente si è tradotto, come dicevo prima, in un aumento di mortalità, tant'è che in una settimana, ad esempio in un paese qua vicino a Favara, abbiamo avuto 4 casi di morte improvvisa. Tutto ciò ovviamente ha creato un allarme nella popolazione e per questo motivo sono stato costretto ad intervenire per precisare alcune problematiche, perché la gente metteva in relazione l'infezione da coronavirus con l'infarto. Sì, sicuramente in alcuni casi ci può essere l'interessamento diretto, l'azione diretta patogena del virus nel cuore, però in questi 4 casi, ricostruendo la storia, quindi con un'anamnesi attenta, abbiamo potuto notare che i pazienti avevano avuto nei giorni precedenti, nelle ore precedenti, dei sintomi riferibili all'infarto e per paura del coronavirus non sono praticamente giunti in ospedale. Noi abbiamo vissuto una situazione surreale che si è vissuta in tutti gli ospedali del mondo, cioè i pronti soccorsi svuotati, le corsie svuotate. Noi avevamo un indice di occupazione dei posti letto normalmente intorno al 90-100% e l'occupazione si è ridotta drasticamente, abbiamo ogni giorno 4-5 ammalati. Ora diciamo pian piano e lentamente, anche perché qua in Sicilia diciamo non ci sono i numeri, non c'è stato il dramma che si è vissuto al nord, diciamo che la situazione si va normalizzando e siamo diciamo intorno al 90% della nostra attività rutinaria, sperando che in autunno non si abbia una recrudescenza di questa malattia, però devo dire che per certi versi siamo più preparati rispetto alla situazione inedita che si è venuta a creare. Dottor Polizzi, in questo periodo di post-coronavirus, diciamo post anche se siamo ancora in periodo di coronavirus, quali sono le regolamentazioni di accesso alle strutture ospedaliere e agli ambulatori cardiologici, proprio in questa fase in cui si è tornati ad offrire alla cittadinanza i servizi necessari per un'adeguata prevenzione cardio e cerebrovascolare? Sì, dunque nella fattispecie in particolare nell'ospedale nel quale io lavoro, che come ha ben detto lei è stato interamente convertito ad ospedale Covid nel periodo acuto della pandemia, che è durato da noi all'incirca 2 mesi, perché adesso abbiamo ripristinato la normale attività. È stata ovviamente sospesa tutta l'attività, sia di ricovero che ambulatoriale, perché l'ospedale era totalmente dedicato ai pazienti Covid. Adesso con la ripresa dell'attività, onde evitare il rischio che pazienti positivi, ancorché asintomatici, possano essere ricoverati o anche visti ambulatoriamente, sono stati ovviamente messi in opera alcune precauzioni che consistono fondamentalmente, per quanto riguarda i ricoveri, nella esecuzione di un tampone orofaringeo o nasale prima dell'accesso del paziente all'interno dell'ospedale, addirittura in tenda prima che il paziente acceda al pronto soccorso, e nelle more dell'espletamento del test, per la qual cosa occorre un tempo che varia dalle 4 alle 6-7 ore, il paziente stazioni in un'area appositamente destinata a questo genere di pazienti, a questi pazienti in attesa del tampone, definita area grigia, e soltanto dopo l'ottenimento, il risultato del tampone S negativo, il paziente ha accesso in ospedale per il ricovero. Quindi questo evidentemente evita il rischio di ritrovarci in reparto dei pazienti che poi post-hoc, cioè dopo il ricovero, sappiamo essere positivi. Questa area grigia è una cosa che funziona abbastanza bene. Ovviamente non abbiamo avuto nessun caso, non ci siamo mai ritrovati pazienti positivi all'interno del reparto,
Per quanto riguarda invece, quindi l'importanza di questa zona franca, diciamo, dell'ospedale, che è quella dell'area grigia. L'azienda ci ha aiutato, abbiamo individuato un'ala del nostro ospedale nella quale stazionano questi pazienti. Ripeto, il tempo di stazionamento va da un minimo di 4 a un massimo anche fino a 6, 7, 8 ore se il paziente arriva di notte. Per quanto riguarda invece quello di evitare l'accesso sempre di pazienti, ancorché asintomatici, ma che possibilmente possono essere positivi, in ambulatorio, perché noi non riusciamo a fare degli ambulatori al di fuori della struttura ospedaliera, noi somministriamo telefonicamente, perché i pazienti ovviamente sono prenotati, quindi contattiamo telefonicamente i pazienti, dei quali ci viene fornito il numero di telefono, noi contattiamo i pazienti e l'infermiere dell'ambulatorio somministra telefonicamente un questionario, facendo un'anamnesi abbastanza accurata che ci esclude quasi totalmente la possibilità che il paziente possa avere un'infezione latente. E inoltre il giorno dell'accesso, noi prima dell'accesso del paziente in ambulatorio rileviamo la temperatura corporea, risomministriamo il test al paziente e gli facciamo firmare un'autodichiarazione con la quale lui appunto ci conferma tutto quello che aveva dichiarato telefonicamente. Sostanzialmente questo rende abbastanza, se non totalmente abbastanza sicuro la nostra attività. Professor Corrao, dicevo durante la presentazione che lei è componente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione proprio per l'emergenza Covid. Ci racconta un po' come è stata gestita tutta la situazione, quali sono state le difficoltà principali, soprattutto per quanto riguarda l'accesso agli ospedali? Beh sì, abbiamo dovuto fronteggiare questa emergenza e, come dicevano gli amici e i colleghi prima, il sistema non era preparato. Noi abbiamo cercato in pieno spirito di servizio di dare tutta la nostra consulenza agli organi di governo, perché fondamentalmente il gruppo che vedeva, ahimè non c'era il cardiologo rappresentato, però c'era l'internista, l'infettivologo, il virologo, l'epidemiologo, c'è tutta una serie di figure dentro questa commissione tecnico-scientifica e rispondevamo ai vari quesiti. Per esempio quello che ci ha detto il dottore Polizzi, cioè sulla regolamentazione e un po' tutti i provvedimenti assessoriali e dei dirigenti dell'assessorato che sono stati presi in condivisione con tutto il gruppo di lavoro tecnico-scientifico. C'è stata una grande discussione, devo dire, anche sul tampone pre-ricovero, ma io credo che siamo tutti d'accordo che vivendo in una situazione di incertezza in cui non conosciamo bene questo virus, questo tampone non solo permette al paziente e ai pazienti ricoverati di stare più tranquilli, ma anche agli operatori professionali. Certo. Non dobbiamo dimenticare che l'emergenza Covid è stata una tragedia per la popolazione, ma anche gli operatori professionali, che sono stati gli attori in prima linea in questa emergenza, si sono trovati tra mille difficoltà. Abbiamo avuto momenti di carenza dei cosiddetti DPI, cioè dei meccanismi e dispositivi di protezione individuale, eppure abbiamo cercato di dare tutto il nostro apporto con forse una punta di fortuna, perché la Sicilia è stata colpita sì dal Covid, ma non ha avuto quella valanga, quella sorta di tsunami improvviso che ha invaso gli ospedali tipico delle regioni del nord. Quindi noi abbiamo avuto a che fare con una pandemia molto più morbida, ma sicuramente tutti gli operatori professionali sono stati a grande rischio e si sono impegnati attivamente nei confronti dei pazienti. E comunque eravate preparati, estremamente preparati, insomma, Ma insomma, io su questo devo dire che ovviamente come Comitato Tecnico Scientifico ognuno ha espresso il massimo della propria competenza e diciamo, questa esperienza io la ricorderò perché diciamo, per la grande discussione che c'è stata all'interno, per la condivisione delle decisioni e anche per l'ascolto da parte degli organi assessoriali, perché come avete letto
ci sono stati anche momenti di grande tensione, un momento in cui forse noi volevamo anche dimetterci, ma poi si è capito chiaramente che il tampone per il ricovero era un punto centrale. Io credo che i colleghi sono d'accordo su questo, certamente dal punto di vista organizzativo complesso, ma in questo momento di incertezza forse è una di quelle cose buone che abbiamo proposto, almeno questo è il mio pensiero, diciamo. Dottor Caramanno, ci racconta com'è andata in questo periodo presso il reparto di cardiologia ed emodinamica di Agrigento? Ma sono stati dei momenti un po', diciamo, critici di tensione, anche perché il nostro è stato forse l'unico reparto al di là del pronto soccorso dove ci sono stati alcuni casi positivi. Ci sono stati 2 pazienti, di cui uno tra l'altro abbiamo fatto il tampone post-mortem, e poi un operatore medico e un ausiliario e un altro paziente che è ricoverato da noi da 1 mese per scompenso cardiaco grave, per cui abbiamo fatto, non che ci fossero, diciamo, avesse paziente dei sintomi particolari, però l'abbiamo fatto perché in quel periodo estendevamo, diciamo, il tampone un po' a tutti, e poi ci siamo resi conto praticamente dopo il tampone è arrivato dopo 24 ore che il paziente era positivo. Noi abbiamo vissuto dei momenti di tensione, tra l'altro le difficoltà maggiori io le ho avuto nel gestire non tanto gli ammalati quanto il personale, sia medico che infermieristico, perché c'era una paura tremenda tra gli operatori sanitari, anche perché in quel periodo scarseggiavano dispositivi di protezione individuali, quindi dovevamo razionare, perché tutti pretendevano di avere le mascherine cosiddette FFP2 e P3. Abbiamo avuto il primo caso che tra l'altro poi non ha contagiato nessuno, una signora che è venuta in blocco atrioventricolare totale, e nonostante la mia collega avesse fatto un'anamnesi abbastanza meticolosa, la signora fino all'indomani mattina aveva negato che avesse avuto contatti con un parente. Poi l'abbiamo scoperto e prima di scoprirlo abbiamo impiantato il pacemaker, quindi non avevamo i dispositivi di protezione individuale corretti. Poi subito dopo l'abbiamo scoperto, la signora è stata isolata e poi l'abbiamo trasferita in un centro Covid, mentre l'operatore sanitario, che tra l'altro è un emodinamista, aveva eseguito una coronografia su un paziente. Per quanto invece riguarda le emergenze, noi non abbiamo un percorso, diciamo, molto sicuro. C'è da dire che la regione Sicilia ha distinto emodinamiche Covid e emodinamiche non Covid, che secondo me non hanno nessuna ricaduta pratica, perché se io ho un paziente, ad esempio, che ha sciacca un infarto e sciacca non è emodinamica Covid, cioè non ha senso trasferire il paziente da sciacca ad Agrigento, perché si perderebbero sicuramente ore preziose che tra l'altro vanificherebbero l'eventuale angioplastica, quindi questo è un punto critico. Per quanto riguarda invece l'emergenza che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo affrontato soltanto i pazienti sospetti Covid e noi li abbiamo trattati come se fossero Covid. In questo abbiamo avuto l'ausilio dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, della società di emodinamica, che attraverso dei video tutorial ci ha insegnato come dovevamo vestirci e svestirci. Praticamente era un rito e addirittura sì, la procedura era così complessa che c'era bisogno di, oltre al medico, oltre al medico, l'infermiere, c'era bisogno del narratore che ti doveva ricordare tutti i passaggi. Ricordare tutti i passaggi, perché se non veniva effettuato un passaggio si pianificava il tutto. E diciamo che ce la siamo cavati abbastanza bene, anche perché abbiamo fatto anche il nostro video che abbiamo dato un po' a tutti.
Tra l'altro io ho insistito, non essendoci l'ospedale strutturato per un percorso abbastanza sicuro, abbiamo a disposizione ad esempio una barella di biocontenimento, in modo tale che se noi dovessimo trattare un paziente Covid positivo, e non ci è mai capitato, possiamo praticamente sistemare il paziente dentro la barella e quindi trasferirlo in un centro Covid. Bene. Dottor Polizzi, quali sono i tempi di attesa per una visita specialistica presso il suo ospedale in questa fase 2? Perché ovviamente rispettare le distanze, dover evitare gli assembramenti, significa anche ridurre notevolmente le persone visitate ogni giorno che sono in lista di attesa, che inevitabilmente si allungano. Sì, certo, questo è uno dei 1000 problemi, uno dei tantissimi problemi che ha creato il Covid, che ha determinato il Covid e che ancora, con il quale noi ancora oggi dobbiamo avere a che fare. Lo accennava il professore Corrao poc'anzi. Fermo restando che le visite urgenti le facciamo comunque, e le visite urgenti e le visite brevi comunque le facciamo, in qualche modo riusciamo a farle, è evidente che la precauzione da tenere, e quindi appunto per evitare gli assembramenti, noi abbiamo distanziato le visite, facciamo sì che le prenotazioni vengano effettuate a distanza di 30 minuti. Questo evita che il paziente, cerchiamo noi di essere al massimo puntuali, e quindi sicuramente riusciamo a evitare che ci siano degli assembramenti classici, tipici degli ambulatori medici che si vedono insomma in giro anche nelle televisioni. Questo dico, riusciamo a farlo abbastanza bene. Dopodiché io volevo dire, poco fa lei diceva eravate ben organizzati. Non eravamo per niente ben organizzati, nel senso che è successo tutto, per esempio nel nostro caso è successo tutto praticamente in una notte, cioè a noi è stato comunicato perché non ha funzionato la catena di comunicazione, perché a sua volta l'attivazione è stata repentina. A noi nel giro di poche ore abbiamo dovuto adeguarci a trasformare un ospedale da ospedale classico con varie unità operative in un ospedale Covid. È stata una cosa veramente drammatica, e devo dire è stata un'esperienza drammatica anche per noi operatori, perché io mi ricordo i primi giorni, io che sono cardiologo al 100%, nel senso che sono molto settorializzato, per qualche settimana mi sono trovato a studiare su materie delle quali non avevo nessuna competenza. Poi siamo riusciti a trovare pure delle inerenze con la cardiologia, trombosi, infiammazione, sepsi eccetera, ma è stato veramente drammatico, e devo dire che in particolare per l'esperienza fatta nel mio ospedale, che ovviamente è stata comunque drammatica, ma anche perché avevamo a che fare con una patologia della quale non conoscevamo nulla, ma non solo non conoscevamo nulla in quanto cardiologi, non conosceva nulla di questa patologia il mondo sanitario. Devo dire che noi però abbiamo avuto dei riscontri positivi, nel senso che tra i vari indicatori di efficacia delle cure somministrate a questi pazienti nel periodo Covid, uno, secondo me non egoisticamente, ma uno degli indicatori più importanti è quello dell'indice di trasmissione di malattia, di infezione agli operatori sanitari, che nel nostro caso è stato 0. Cioè siamo stati molto bravi a fare sì, ad usare tutte le precauzioni che sono state, diciamo, sufficienti, che hanno giustificato il fatto che nessun operatore, e non è un fatto egoistico che uno diciamo ce la siamo cavata, questo significa che il sistema ha funzionato, perché evidentemente è un dramma avere un paziente Covid positivo in una struttura senza saperlo, come poco fa diceva il dottore Calamanno, e questo è un dramma, perché potenzialmente ha infettato un certo numero di medici, di infermieri, che li mette out. Quindi in un momento in cui c'era grande bisogno di manodopera, cioè di personale sanitario e parasanitario, se tu escludi un certo numero di sanitari, praticamente metti in tilt l'ospedale, e quindi inibisce l'ospedale dalla possibilità di curare altri pazienti. Siamo stati bravi, forse siamo stati anche fortunati, insomma abbiamo maturato questa esperienza. Professor Corrao, per la sua esperienza, in questo momento il fantasma del Covid-19 aleggia ancora forte, oppure ha riscontrato una sorta di leggero ottimismo che cresce quando i pazienti devono venire nella struttura ospedaliera per sottoporsi a visita specialistica? Come reagisce il paziente? Allora,
L'amico Caramanno già l'ha precisato, noi abbiamo avuto un lockdown che ha riguardato per primo le persone, cioè le persone hanno avuto paura di avvicinarsi all'ospedale. Devo dire che adesso le cose sono cambiate, se io devo vedere gli accessi nella parte ambulatoriale della medicina interna che dirigo, devo dire che le cose sono cambiate drasticamente, pur con i limiti detti, e cioè che dobbiamo distanziare adeguatamente i pazienti, ma abbiamo ripreso insomma tutte le attività, non sono a livello naturalmente precedente Covid, ma certamente il grado di fiducia della popolazione si sente che è diverso. Quindi da questo punto di vista diciamo che anche quello che diceva il dottore Polizzi, cioè il fatto che non solo nella sua struttura ma nelle varie strutture che sono state Covid abbiamo avuto un numero di sanitari infettati vicino allo zero, anche in tutti i reparti Covid dell'azienda civico, dell'ospedale civico, non abbiamo avuto operatori sanitari infettati. Esattamente, quindi e non possiamo sapere se magari era precedente alla situazione, perché i tempi anche di incubazione non sono così chiari e possono andare anche oltre i 21 giorni, quindi mediamente non è così, però ritorno a dire viviamo sempre in una situazione di incertezza, quindi sicuramente la popolazione sta riprendendo fiducia e speriamo che le cose continuino così, cioè l'azione che si sta facendo, cioè la forte attenzione sui focolai, l'utilizzo della mascherina nei locali chiusi, e io sottolineo questo perché gli assembramenti e i locali chiusi sono gli elementi di pericolo. Perché ecco, in realtà, è giusto che lo si dica, professore, perché sembra che in questo momento si stia un attimino allentando. Perché in realtà io preferirei vedere meno mascherine sulla faccia quando si è fuori e si è soli, il che io divento molto perplesso, perché il nostro organismo non è abituato a respirare le sostanze che vengono eliminate, quindi la mascherina ha un senso se deve avere una funzione. Allora mi piacerebbe vedere meno mascherine quando uno è da solo all'aperto o in macchina da solo, persone con le mascherine, e invece molte più mascherine con l'adeguato distanziamento nel momento in cui si entra in contatto con altre persone. Non possiamo fidarci del fatto che la Sicilia ha una incidenza e quindi anche una prevalenza e frequenza di malattia molto bassa, perché in questo momento è vero, le possibilità che qualcuno di noi abbia il Covid sono bassissime, quindi anche un potenziale assembramento uno potrebbe dire vabbè, siccome sono basse non succederà niente. Allora, se noi la pensiamo e la continuiamo a pensare così, perché a volte li vediamo questi assembramenti così sconsiderati, evidentemente non ci prepareremo bene all'autunno e soprattutto a quel periodo post-estivo in cui molte persone di altri paesi europei e del nord ce li ritroveremo in Sicilia. Quindi fondamentalmente, dovendo prevalere il principio di precauzione, visto che noi abbiamo una situazione sicuramente di incertezza, allora dobbiamo mettere se la precauzione deve prevalere, dobbiamo veramente mettere in atto queste, devo dire, abbastanza banali norme che sono il distanziamento e la mascherina. Dottore, siccome era arrivata qualche domanda dai nostri ascoltatori che chiedevano se è vero che l'asintomatico ha una carica virale, quindi passa una carica virale più bassa rispetto a chi ha invece, diciamo, la malattia con il sintomo conclamato? Allora, questa è una bella domanda e devo dire che ognuno può rispondere. Allora, noi abbiamo studiato bene i nostri pazienti e ritorno a dire sono dei pazienti ricoverati nel nostro ospedale e sono differenti da quelli che si sono ricoverati in maniera massiva negli ospedali del nord. Allora, noi abbiamo visto che pazienti paucisintomatici, nonostante abbiano alcune stimmate caratteristiche del Covid che hanno a che fare col sistema immune, perché questo virus in realtà non vuole fare danno, vuole permanere e diffondersi il più possibile. Quindi la prima cosa che fa,
almeno dai dati che stiamo pubblicando, è quello di deprimere il sistema immune, un po' come fa l'HIV, non essendo però l'HIV, attenzione, non mettiamo eccessiva preoccupazione. Fondamentalmente questo virus riesce a raggiungere il suo obiettivo quando infetta soprattutto le cavità nasali e tramite questa carica che elimina dal naso durante la respirazione riesce a infettare gli altri. Allora ha raggiunto il suo vero obiettivo. Quindi il problema non è tanto la carica virale che è in grado di esprimere un singolo paziente, ma per quanto tempo si ha il contatto con quella persona. Allora io non credo, ma ritorno a dire, vige il principio di precauzione in condizioni di incertezza, non è il semplice contatto con una persona infetta che può emettere più o meno virus che dà la infezione e l'eventuale malattia, ma la persistenza nello stesso ambiente chiuso senza i mezzi di, le barriere come può essere una banale mascherina, che deve essere messa bene, non può essere messa davanti alla bocca, esatto, lasciando quindi libero il coperto naso, completamente il perché naso. se il virus esce o il virus viene respirato e attecchisce attraverso il Quindi naso, non attraverso la bocca. L'utilizzo corretto della mascherina. Ecco. Dottor Caramanno, dovevamo già tenere a mente un po' di cose per quanto riguarda il nostro stile di vita in generale. In questo momento particolare in cui sembriamo un po' aggrediti da questo virus che sembra proprio dietro l'angolo, che cosa dobbiamo aggiungere al nostro stile di vita? Cosa possiamo fare per tutelarci un po'? Certo, sicuramente il lockdown ha impedito, ad esempio, per certi versi l'attività fisica. Devo dire che dobbiamo, secondo me, indirizzare la nostra attenzione principalmente su alcuni strati della popolazione che sono, diciamo, i pazienti più fragili e quelli che nel momento in cui contraggono il coronavirus hanno praticamente una mortalità più elevata, e mi riferisco in genere ai pazienti oltre 65 anni e andando fino ai 90 anni, dove in questi casi la presenza del coronavirus impenna sicuramente la mortalità. Mentre per quanto riguarda, mi volevo soffermare pure sui pazienti cardiopatici, che sono i pazienti, diciamo, più a rischio. Dalla televisione abbiamo ascoltato diversi colleghi che dicevano che la mortalità era elevata perché i pazienti erano cardiopatici, erano anziani, però dobbiamo distinguere tra i vari pazienti cardiopatici. Un paziente che ha uno scompenso cardiaco, ad esempio, sicuramente ha un rischio maggiore rispetto a un paziente che ha avuto un infarto di piccole dimensioni, e quindi dobbiamo attenzionare questi pazienti nella misura in cui, se in autunno, speriamo di no, e in inverno ci sarà la recrudescenza di questa malattia. E poi volevo aggiungere il fatto che, non so, forse il Ministero l'ha reso obbligatoria, la vaccinazione dei pazienti a rischio e di tutti gli operatori sanitari, perché già l'influenza di per sé su un paziente cardiopatico fa impennare la mortalità sia in maniera diretta, cioè causando un danno direttamente al muscolo cardiaco, sia in maniera indiretta, nel senso attraverso la polmonite interstiziale data da coronavirus. Quindi un paziente scompensato che ha un'infezione da coronavirus, cioè da virus dell'influenza, se poi aggiungiamo pure il coronavirus, perché questa pandemia ha colpito specialmente in Italia quando c'è stato il picco dell'influenza, per cui è bene che gli operatori sanitari tutti vengano vaccinati, così anche i pazienti cardiopatici, in modo tale che non ci sia quell'elemento aggravante e confondente che può essere ad esempio l'influenza. E poi gli operatori sanitari devono utilizzare di più, specialmente per questi pazienti, l'igienizzazione delle mani, perché tra l'altro si è visto che si usa questi detergenti, questi disinfettanti vengono usati poco anche dagli operatori sanitari.
Ma questa era la domanda che volevo fare anche al dottor Polizzi, chissà se torneremo a poterci far visitare senza avere l'incubo di non aver disinfettato le mani oppure di non aver indossato la mascherina. È ancora lontano quel periodo in cui potremo tornare a quella sorta di normalità che avevamo quando frequentavamo gli ospedali, anche per una visita specialistica. Dico, questo è il dilemma col quale tutti ci confrontiamo, non se mai, quando riusciremo. Io penso che dovremo avere ancora pazienza, dovremo avere delle precauzioni, siamo tutti in attesa di capire, Salvo, siamo tutti in attesa di capire se questa seconda fase, se a settembre, se a ottobre con l'autunno ci sarà una ricaduta, ci sarà una recrudescenza dell'infezione. Naturalmente tutti noi ci auguriamo di no, e comunque stavolta saremo molto più preparati, molto più pronti a reagire efficacemente contro un'eventuale recrudescenza della malattia. Ma io, se mi concedete un minuto, volevo approfittare, sperando che questa intervista, questa trasmissione abbia una buona diffusione, per dire due cose molto concise. Intanto un appello: molti pazienti, alcune patologie cardiovascolari hanno un'indicazione alla somministrazione o all'assunzione da parte dei pazienti di una terapia anticoagulante. Molti di questi anticoagulanti che noi oggi somministriamo e che i pazienti assumono necessitano di una prescrizione specialistica, per esempio del cardiologo. Fondamentalmente mi riferisco alle patologie costituite dalla fibrillazione atriale e dalla trombosi venosa profonda, prescrizioni che vengono fatte attraverso un piano terapeutico online da parte degli specialisti. Volevo confermare che l'assessorato ha ribadito che questa prescrizione per un periodo transitorio di qualche altro mese, credo altri 3 mesi, può essere fatta anche dai medici di medicina generale. Ciò evita evidentemente ai pazienti di afferire presso gli ambulatori specialistici ospedalieri, e quindi l'appello è quello ai medici di medicina generale di sfruttare, di usufruire di questa possibilità per evitare, appunto, per semplificare la vita dei pazienti e ridurre gli accessi in ospedale. Quindi prima prescrizione e prosecuzione della terapia può essere fatta dai medici di medicina generale, e non solo, come era fino a qualche mese fa, soltanto dagli specialisti. E poi volevo dire un'altra cosa: il decreto rilancio e il decreto Cura Italia hanno rifinanziato il Servizio sanitario nazionale per una cifra di circa 5 miliardi di euro. Vorrei, non dico fare un appello, vorrei che gli stakeholders e la politica riuscisse a destinare bene queste somme per finalmente fare veramente, determinare un rilancio, e quindi passare da un'epoca troppo lunga nella quale ci sono stati dei tagli nella sanità, nei posti letto, negli organici dei medici, negli organici dei paramedici, in maniera tale da invertire la tendenza e non vengano sprecati questi 5 miliardi in 1000 rivoli. E poi si parla tantissimo di potenziamento del territorio. Noi siamo medici ospedalieri, ma ci auguriamo che, perché il sistema funzioni, è assolutamente necessario, indispensabile che funzioni il territorio. Quindi la preghiera, l'appello è quello di un buon utilizzo di queste finanze che oggi ci sono, in maniera da determinare una rifunzionalizzazione di tutto il servizio sanitario. Bene, professore Corrao, a lei l'ultima domanda. Potremmo affermare che gli ospedali non sono mai stati sicuri come in questo periodo? No, questo è assolutamente vero, perché Covid ci ha insegnato a curare molto la parte relativa alla diffusione comunque delle infezioni, perché con questa protezione, con questo meccanismo che abbiamo dovuto imparare, e che, ribadisco, è stato complesso un poco per tutti. Anche noi avevamo in reparto addirittura le fotografie con tutti i singoli passaggi e tutti i check da fare ogni volta che uno doveva vestirsi. Però sicuramente anche il ribadire l'importanza di determinate manovre, che non saranno, e speriamo al più presto, non saranno più quelle incredibili che abbiamo dovuto adottare bardandoci per Così ore serrate. dentro i reparti, almeno noi che ci siamo occupati direttamente di Covid, ma sicuramente ci hanno permesso di vedere un abbattimento delle infezioni ospedaliere in generale. Quindi i nostri pazienti non si sono mai infettati come invece nella normalità succede.
e abbiamo visto insomma, gli internisti con i cardiologi, pur con delle differenze condividono fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e così via, abbiamo visto che le terapie non vanno interrotte anche durante una patologia come quella Covid, a meno che non ci siano complicanze tali che necessitano per esempio la sospensione dei nuovi anticoagulanti. Quindi ricordiamo anche che bisogna basarci sulle evidenze, e queste evidenze non dicono che bisogna rivoluzionare la terapia. Vorrei concludere riagganciandomi con quello che ha detto il dottore Polizzi, cioè un territorio che deve rispondere di più. Io aggiungerei un territorio che riesce a dialogare anche con l'ospedale e viceversa naturalmente. Certo. Questo lo facciamo con due meccanismi, sicuramente il personale medico ma anche il personale infermieristico non lo sottovaluterei perché è in grado di poter supportare il medico in azioni di monitoraggio con le nuove tecnologie per esempio, ma sicuramente abbiamo bisogno di una informazione che circola dentro il sistema e per far girare l'informazione sanitaria abbiamo bisogno di cartelle cliniche informatizzate con la possibilità di condividere queste informazioni, quindi che questi miliardi a disposizione possano essere utilizzati bene non solo per riorganizzare il territorio ma per ricominciare a fare dialogare finalmente ospedale, territorio e viceversa e anche fornire a tutti strumenti informativi che siano in grado di far condividere le informazioni. Ricordiamo una cosa fondamentale, il medico quando prende le sue decisioni le prende sulle informazioni che ha, quindi avere a disposizione tutta la storia clinica di un paziente per noi medici è assolutamente importante per dare una assistenza di qualità elevata. Importante e fondamentale. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio il dottor Caramanno, ringrazio il dottor Polizzi e il professor Corrao, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Buonasera.